Si separa con il marito e torna a vivere nella casa paterna, dove dal gennaio del 2016 allo scorso settembre avrebbe subito maltrattamenti e violenza sessuale dal padre, che avrebbe persino abusato di lei alla presenza dei 3 figli della donna, tutti in tenera età. Questa triste storia di soprusi, violenze fisiche e psicologiche, ma anche di minacce e aggressioni, arriva da Favara. La vittima è riuscita a denunciare i fatti solo lo scorso settembre e subito dopo è stata trasferita insieme ai figli in una località protetta. A svolgere le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, Alessandra Russo, i carabinieri. Ma anche il contorno della storia, già di per sé tristemente brutta, ha dell'inquietante. Agli inquirenti si è presentato un clima di omertà tra i parenti della donna, che hanno tentato di minimizzare l'accaduto e di sviare l'attività investigativa. Quello che emerge è un quadro di distorta ed arcaica concezione patriarcale. Al carico dell'indagato, il padre della donna, violentata per quasi 2 anni, adesso è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento Alfonso Malato su richiesta del sostituto procuratore Alessandra Russo. L'uomo si trova adesso dietro le sbarre del Petrusa.